risollevata, ho trovato la forza di andare avanti perché non ci riuscivo, ero a terra. Io vorrei avere il diritto di avere Don Massimiliano. Le numerose proteste dei fedeli anche davanti al patriarca con tanto di lettera e raccolta firme al Papa non sono state sufficienti per riavere Don Massimiliano d'Antiga, trasferito lo scorso dicembre dalle parrocchie di San Giuliano e San Salvador alla vicinissima Basilica di San Marco. In questi mesi i colloqui e gli scambi di lettere di richieste all'obbedienza dovuta da un sacerdote al suo vescovo non hanno portato a nulla. Per questo il patriarca Monsignor Francesco Moraglia l'ha chiamato a colloquio per notificargli, dopo il via libera del Vaticano, l'apertura di un procedimento canonico extragiudiziale che potrebbe portarlo alla dimissione dallo Stato laicale. Si rende noto, si legge nel comunicato del Patriarcato, che in costante dialogo con gli organi competenti della Santa Sede, dopo sofferta e ponderata valutazione dei fatti, si è dovuto provvedere ad avviare un cammino di ulteriore discernimento, disponendo un percorso extragiudiziale canonico per giungere a una serena valutazione dei fatti, anche con il chiarimento di comportamenti ed eventuali responsabilità, tutelando i diritti di tutti i soggetti interessati. Ora una commissione prenderà in mano il fascicolo per decidere il destino di Don Massimiliano. Quando il parroco fu sollevato dall'incarico di guida pastorale delle due parrocchie, dopo le tante proteste dei fedeli, Don D'Antiga aveva respinto sia il nuovo incarico, che comunque non gli avrebbe precluso di seguire il gruppo dei genitori con un figlio in cielo a cui aveva dato vita lui stesso, né la proposta ritenuta offensiva di vivere un ritiro spirituale. Di qui la decisione di un procedimento.